cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, linea notte notizie. Nella sede della Protezione Civile di Palmanova sono pronti a partire con destinazione Croazia 5 mezzi con a bordo 50 tende da campo a supporto delle zone colpite dal terremoto. A renderlo noto il vice governatore Riccardo Riccardi. Nel filo diretto che abbiamo attivato con il capo del Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli, ci hanno chiesto di preparare supporti da inviare nelle zone colpite dal sisma di oggi. Il materiale è stato quindi predisposto e partirà in tarda serata alla volta di una cittadina croata che ci verrà indicata nei prossimi minuti, insieme a 3 funzionari della Protezione Civile regionale e un volontario. Le operazioni di soccorso sono direttamente coordinate da Bruxelles. I vaccini non arriveranno oggi in Friuli Venezia Giulia come previsto, ma nella giornata di domani. La campagna vaccinale parte il 31 dicembre. Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, interrogato dall'emittente locale Tele4. A questo ritardo pone tutta una serie di azioni e verifiche che stiamo facendo, proseguito, prima di tutto il ribaltamento di un giorno delle prenotazioni. Ma non è il momento di fare polemiche in quanto siamo nelle condizioni di cui le cose cambiano da un'ora all'altra. Al momento, ha concluso l'assessore, il numero delle prenotazioni è importante, il sistema sta funzionando. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 685 nuovi contagi da coronavirus su 8.294 tamponi eseguiti, di cui 993 da test rapidi antigenici. Ieri l'incidenza era al 10,5%. I decessi sono 14, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti, dal 7 al 26 dicembre. I ricoveri nelle terapie intensive sono 60, ieri erano 56, mentre quelli in altri reparti ammontano a 655 contro i 645 di ieri. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono 49.825. I decessi complessivamente 1.612. I totalmente guariti sono 34.086, quelli clinicamente guariti 872, le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota 11.062, nella giornata di ieri erano 11.411. La Direzione regionale Infrastruttura e Territorio ha finalizzato l'acquisto delle aree ferroviarie e delle relative aree pertinenziali che nell'insieme compongono il tracciato dell'ex sedime ferroviario della tratta Casarsa-Pinzano, dismessa da lontano 1987. Lo ha reso noto l'assessore competente Graziano Pizzimenti. L'investimento di spesa è di 800.000 euro. Il tracciato si estende per 29 chilometri e attraversa 6 comuni: Casarsa, Pinzano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo e Valvasone Arzene. Al suo posto prenderà posto la ciclovia del Tagliamento, individuato come direttrice prioritaria dalla legge regionale 8/2019, realizzando in tal modo un'opera di rilevante interesse pubblico. Alle 10.30 di domani, mercoledì 30 dicembre, nella sede di Via del Pozzo, il presidente di Confartigianato Imprese Udine, Graziano Tilatti, tirerà le somme di questo difficile 2020, a partire dall'ultimo report elaborato da Nicola Serio, responsabile dell'ufficio studi dell'associazione, che ha messo a fuoco gli effetti che la pandemia ha avuto e sta avendo alle imprese artigiane. Non solo in termini di stock, ma anche di questioni concrete, di problemi da risolvere che le aziende in questi giorni hanno sottoposto all'associazione grazie a un sondaggio pubblicato online, di cui domani saranno presentati i primi risultati. Alla conferenza stampa parteciperanno oltre al Presidente anche Daniele Cuciz, Presidente di Confartigianato Servizi Udine, e Nicola Serio, responsabile ufficio studi di Confartigianato Udine. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo. Per mercoledì 30 dicembre, nuvolosità variabile, forse più persistente a est, dove sarà possibile qualche breve precipitazione. In pianura possibili foschie o qualche nebbia notturna. Le temperature, le minime, oscilleranno tra l'1 e 4 gradi centigradi in pianura e 8 e 10 le massime. Sulla costa le minime tra i 5 e gli 8 gradi, le massime tra gli 8 e i 10, lo zero termico poco sopra i 1.000 metri. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.